Sarà operativo alla mezzanotte di oggi il nuovo casello autostradale della A4 appena inaugurato a Montecchio Maggiore alla presenza delle maggiori autorità regionali e locali. 3 corsie in entrata, 5 in uscita, con un inedito sistema di pagamento attraverso smartphone o iWatch. Quasi 5 anni per realizzare un'opera del valore di circa 100 milioni di euro che ha subito i ritardi dovuti alla pandemia, ma che ora finalmente sarà a disposizione di cittadini ed imprese. L'opera rappresenta anche l'ultimo tassello del master plan della Pedemontana Veneta, che ha registrato un'impennata dei flussi di traffico del 75% dopo l'apertura delle interconnessioni con la A4 inaugurata un mese e mezzo fa. Con l'apertura dell'interconnessione, molto traffico pesante che gravava sul casello di Montecchio, quello vecchio, non esce più, prende la pedemontana e quindi chiaramente aiuta ad alleggerire. Con questo casello ulteriormente verrà semplificata la situazione e poi creeremo una nuova rotonda di fronte al casello vecchio che fluidificherà ancora di più il traffico. Gennaio 2024 quasi 50.000, anzi 48.000 veicoli medi giornalieri, oggi passiamo ai 70.000 e vuol dire un incremento del 75%. Crescerà ancora di più, non so se arriverà velocemente al break-even, cioè al punto nel quale i pedaggi pagheranno l'intero costo di esercizio, però crescerà ancora di più perché noi abbiamo un progetto, i tecnici lo hanno fatto, di 9 anni per farla conoscere. Sicuramente a livello locale è noto per tutti coloro che hanno transitato per il casello, il vecchio casello di Montecchio, le criticità, gli ingorghi e il blocco alla fine che c'era del traffico. Sicuramente questo casello renderà più fluido e accessibile anche tutto questo territorio tra Montecchio e Brendola, ma tutto anche il Vicentino.